abitazioni in centro a Venezia, i ladri ritrovano le chiavi ed entrano in casa, rubati diamanti e gioielli per un valore di 100.000 euro. Tragedia questa mattina in A4 tra i caselli di Vicenza Est ed Ovest, tamponamento tra tre mezzi pesanti, un camionista ha perso la vita. Viene colto da un malore mentre si trova in barca a Caorle, un 47enne di Portogruaro cade in acqua e perde la vita, tempestivi soccorsi ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Precipita in un burrone durante un'escursione e muore, vittima un 27enne infermiere di Alano di Piave, successo a Paderno del Grappa. Quinto furto per una gioielleria di Campo San Piero, i ladri entrano dal tetto dello stabile, l'intervento delle forze dell'ordine fa fuggire i malviventi con un misero bottino. Operazione Ciclope, la Guardia di Finanza ha arrestato tra Verona e Crotone 17 persone per frode fiscale e riciclaggio. Una taglia per chi abbandona rifiuti soprattutto lungo gli argini, si trasforma in uno sceriffo il sindaco di Arzer Grande, Filippo Lazzarin, che promette d'ora in poi tolleranza zero. Buongiorno e ben ritrovati con questa prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli: un maxi colpo in un'abitazione in centro a Venezia, i ladri hanno trovato le chiavi e sono entrati in casa, hanno rubato diamanti e gioielli per un valore di 100.000 euro, ma sentiamo subito in diretta da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, un colpo pesantissimo è stato messo a segno nell'abitazione privata di un'anziana signora in zona Santi Apostoli. Per i ladri tutto è stato reso più agevole dal fatto che erano in possesso delle chiavi di casa, ancora non si sa come. Non solo della porta principale ma anche della camera da letto che la proprietaria teneva regolarmente chiusa ad ulteriore protezione di ciò che vi era conservato, perché appunto all'interno c'era la cassaforte che conteneva diamanti e gioielli per un valore molto elevato, probabilmente superiore ai 100.000 euro. La donna si sarebbe accorta nei giorni scorsi di aver perso il portafoglio contenente, oltre al denaro e ai documenti, anche le chiavi di casa, e quindi il sospetto, visto come sono andate le cose, è che in realtà il portafoglio le sia proprio stato rubato e che poi i ladri abbiano trovato le chiavi di tutte le porte. Lei ha denunciato lo smarrimento, ha dormito in salotto per una notte visto che non aveva neanche più le chiavi della stanza da letto, e il giorno dopo insieme al fabbro è riuscita a rientrare in camera, ma ha trovato l'amara scoperta, ovvero il forziere che era stato aperto e svuotato. Evidentemente i malintenzionati avevano appunto trovato le chiavi, oppure in qualche modo le avevano rubato il portafoglio sapendo che lei aveva questa cassaforte e le doppie chiavi, e dopodiché hanno potuto agire liberamente e fuggire con il bottino. Sul caso indaga la polizia. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie di Ilario, andiamo avanti. Quinto furto per una gioielleria di Campo San Piero, la velocità delle forze dell'ordine ha costretto però i malviventi a fuggire con un bottino scarso. Il 29 marzo i ladri erano entrati dal tetto di un centro commerciale di Campo San Piero per svaligiare un'oreficeria, ma avevano sbagliato i calcoli ed erano finiti in un negozio accanto di bigiotteria, fuggendo con soli 150 euro di bottino. Ora, a meno di un mese di distanza, ci hanno provato di nuovo. Stavolta le misure erano giuste e i malviventi sono entrati proprio nella gioielleria, ma in soli 7 minuti dall'attivazione del sistema d'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri di Campo San Piero e la vigilanza privata, e così i ladri sono dovuti fuggire dopo aver afferrato solo pochi oggetti. In totale è la quinta volta che questo negozio subisce un furto a partire dal 2013 e in un paio di occasioni il bottino è stato ben più alto. Grave incidente questa mattina in A4 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. A causa di un tamponamento tra mezzi pesanti è morto un autista, ripercussioni pesanti ovviamente sul traffico. Ennesimo incidente questa mattina sulla A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest. Alle 7:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle gallerie in direzione Milano per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. Deceduto un autista. I pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato l'autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico del SUAM 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente, che occupava l'ultimo auto articolato. Illesi gli autisti e degli altri due mezzi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada. Lunghe le code che si sono create, arrivando anche a 13 km. Grossi problemi di viabilità a causa dell'uscita obbligatoria al casello di Vicenza Est. Congestionata tutta la bretella della tangenziale sud e viale NC, e la situazione permarrà almeno per l'intera mattinata.
Ed ancora cronaca, precipita in un burrone e muore a Paderno del Grappa, vittima un 27enne infermiere di Alano di Piave. Ammirare lo spettacolo del sole che sorge dalla cima del Grappa in un posto unico a quasi 1800 metri d'altitudine. Il desiderio di concedersi una mattinata speciale nel giorno della festa del 25 aprile si è rivelato fatale per Danny Pisan, 27 anni, di Alano di Piave. Prima dell'alba il giovane era salito in auto sul Grappa assieme a 2 amici. Arrivati in località Nappon non sono più riusciti a proseguire a causa della neve e della visibilità scarsissima. Per aiutare l'amico che era alla guida a fare manovra e a girare l'auto per tornare indietro, Danny Pisan è sceso dalla macchina, ha scavalcato il guardrail per consentire la retromarcia. Senza accorgersi del burrone, il giovane è precipitato nel vuoto per oltre 100 metri. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Danny non c'era più nulla da fare. I soccorritori, che si sono calati nella scarpata, non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo del ragazzo. Pisan, nato a Valdobbiadene, residente con i genitori e una sorella ad Alano di Piave, era laureato in scienze infermieristiche, lavorava in una casa di riposo a Grigno, in Trentino. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Tragedia ieri pomeriggio in zona Brussa, nella laguna di Caorle. Un 47enne di Portogruaro è stato colto da malore mentre era a bordo di una piccola imbarcazione ed è finito in acqua. Inutili tentativi di soccorso, ma ci racconta tutto da Venezia Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno da Venezia. Come dicevate da studio, la tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 16 nella laguna di Caorle in zona Brussa. Andrea Comisso si è sentito male ed è finito in acqua mentre stava navigando con un cacciapesca verso il canale dei Lovi al confine tra i comuni di Caorle e di San Vito al Tagliamento. Le urla dell'amica che era con lui a bordo dell'imbarcazione hanno richiamato l'attenzione di altri naviganti che l'hanno recuperato e portato all'isolotto della Madonna. I soccorsi sono stati tempestivi, sul posto sono arrivati l'elicottero dei vigili del fuoco e l'eliambulanza del 118, purtroppo però per il 47enne non c'era già più nulla da fare. La salma di Andrea Comisso è a disposizione delle autorità giudiziarie per gli accertamenti del caso, mentre per ricostruire la dinamica della caduta hanno svolto i rilievi di legge i carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro. La coppia era partita ieri mattina per trascorrere una giornata serena che in un lampo si è tramutata in tragedia. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana, continuiamo ancora con la cronaca. Senza nome ancora il cadavere dell'uomo ripescato a Padova nel fiume Brenta sabato scorso. Sono passati ormai 5 giorni dal ritrovamento del cadavere di un uomo di mezza età nel fiume Brenta, ma ancora il corpo non è stato identificato e nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Nel frattempo il magistrato ha disposto l'autopsia che sembra abbia dato i primi risultati e soprattutto chiarito che non ci sono segni di violenza. Ora, per cercare di procedere all'identificazione, il medico della polizia Massimo Puglisi, uno dei massimi esperti italiani del settore, procederà alla rilevazione delle impronte digitali nella speranza che siano conservate nella banca dati delle forze dell'ordine. Si rimane così alle informazioni di sabato, quando il corpo è stato ritrovato di mezza età, tra i 40 e i 50 anni, vestito con camicia e pantaloni ma senza documenti addosso. Per il momento rimangono comunque aperte tutte le piste, dall'incidente al suicidio al possibile intervento di qualcuno che potrebbe aver spinto l'uomo in acqua. Operazione Ciclope, la Guardia di Finanza ha arrestato tra Verona e Crotone 17 persone per frode fiscale e riciclaggio. Una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto tra Verona e Crotone di 17 persone. Il blitz è scattato nelle ore scorse. Gli investigatori hanno eseguito anche un sequestro preventivo di beni per un valore di 12 milioni di euro, 118 mezzi e 3 società sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'operazione ha permesso di smantellare un'associazione operante nel settore delle frodi fiscali e del riciclaggio. Impegnati i finanzieri del nucleo di Crotone e della compagnia di Soave nel Veronese. 5 le persone portate in carcere e 12 quelle ai domiciliari. A capo dell'organizzazione, secondo le indagini della Guardia di Finanza, c'era un 56enne di Melissa, imprenditore da tempo trasferitosi a Belfiore nel Veronese, dove ha intrapreso un'importante attività economica nel settore del commercio di inerti e dell'autotrasporto. L'uomo ha sempre mantenuto stretti legami con il territorio d'origine. Le indagini sono partite a marzo 2015 dopo le segnalazioni inviate alla Finanza di Crotone dai colleghi veneti su una serie di segnalazioni per operazioni sospette. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Crotone, grazie anche ad intercettazioni
telefoniche hanno scoperto l'esistenza di una radicata associazione finalizzata a realizzare ingenti risparmi di imposta attraverso l'emissione e l'utilizzo di false fatture, riciclandone successivamente i proventi. E adesso l'allarme lanciato da una mamma del veneziano con il nuovo macabro gioco in voga tra gli adolescenti in internet, quello dell'impiccato, detto anche il gioco del suicidio. Nel veneziano già 2 i ragazzini morti suicida, erano 2 amici di 13 e di 14 anni. Sentiamo l'intervista. C'è un altro gioco che gira, il gioco dell'impiccato. Come funziona? Che gioco è? Sinceramente io non so che gioco sia, so solo che è una sfida, ti chiedono di fare determinate cose, l'ultima sfida proprio è quello di impiccarsi. Se riesci a stare vivo, bene, altrimenti è la fine. Nella testimonianza diretta di una mamma del veneziano, l'ultimo terrificante gioco shock in voga tra gli adolescenti diffuso in rete, quello dell'impiccato. Nelle veneziane il drammatico bilancio di già 2 ragazzini morti di suicida appena 2 mesi fa. I 2 adolescenti si conoscevano, erano amici. Il giorno del funerale di uno, l'altro lo ha emulato seguendolo nella disgrazia. Il primo era figlio unico e l'altro uno dei 2 gemelli adottati da una famiglia della terraferma. Il giorno del funerale di questo ragazzino un'altra mamma è andata a casa e ha trovato il figlio nel stesso modo, insomma, che ha fatto l'amico. Io non oso immaginare il dolore che hanno queste due mamme. Perché i 2 ragazzini erano amici? Erano amici, sì, erano amici. Dopo l'allarme del Blue Whale, la balena azzurra, che ha visto in tutto il mondo diversi ragazzini morire dopo essere finiti nelle trappole criminali dei social ad opera di delinquenti senza scrupoli, ora il pericolo sul web e il nuovo macabro gioco suicida dell'impiccato. Consiste nel superare diverse sfide di audacia, con l'ultima, la più terribile, vincere la paura della morte attentando a se stessi, impiccandosi, nella speranza di riprendersi dall'asfissia se si sopravvive all'arresto cardiaco. È un gioco stupido, infatti bisogna veramente stare attenti e controllare sempre i figli quando vanno in internet, che navigano in internet, perché internet ormai è diventato indispensabile perché lo usiamo tutti, però può essere pericoloso. Nuovo vicario del Questore in servizio a Treviso avrà il delicato compito di seguire la sicurezza degli eventi celebrativi del centenario della Grande Guerra, dove verranno nuovamente impiegati i mezzi blindati. Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra e della Vittoria. In calendario 4 grossi eventi, questura già al lavoro per garantire la sicurezza. I fatti di Toronto ripropongono ancora una volta la necessità di impedire che malintenzionati possano avvicinarsi ai luoghi affollati e quindi anche per il raduno dei Fanti e la Dunata Triveneta degli Alpini a Vittorio Veneto, per non parlare delle celebrazioni del 4 novembre, alla presenza, se non ci saranno cambiamenti, del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, torneranno a far da barriera i mezzi blindati. A Vittorio Veneto sopralluogo, effettuato già la settimana scorsa, eventi su cui sarà impegnato il nuovo vicario del Questore, il trevigiano Luciano Meneghetti, 58 anni, arrivato da Belluno ed entrato in servizio ieri. Sono cose che abbiamo già iniziato ovviamente ad esaminare con il vicario dottor Serraiotto, che è stato trasferito alla questura di Perugia, e da oggi passeranno nelle mani del dottor Meneghetti, il quale è ben lieto di occuparsi di questi eventi che hanno fatto la nostra patria. Ma il primo impegnativo evento da monitorare sarà la tappa del Giro d'Italia, in arrivo il 18 maggio a Nervesa della Battaglia. Da qui nei prossimi mesi avremo dei importanti appuntamenti sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica, che per me, oltre all'entusiasmo per il nuovo incarico, sono anche di grande stimolo e motivazione per l'attività che da qui a qualche mese mi e ci impegnerà. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Bene, siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Una taglia a chi abbandona rifiuti, soprattutto lungo gli argini. Si trasforma in uno sceriffo il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, che promette d'ora in poi tolleranza zero. Chiunque mi porti delle informazioni utili ad identificare i trasgressori verrà ricompensato con appunto un importo di 200 euro. Tolleranza zero contro l'inciviltà. È chiaro Filippo Lazzarin, da 2 anni sindaco leghista di Arzergrande, comunità di poco meno di 5.000 anime nella bassa padovana. A far scoppiare la rabbia le foto mostrate ai pubblici amministratori della zona dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei 2 corsi d'acqua più importanti, il Bacchiglione e lo Scolo Altipiano. Indossata la divisa dello sceriffo, il sindaco ha pensato di creare una vera e propria taglia con tanto di cartellone in puro stile Far West ed è pronto a pagare. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per dire basta all'abbandono dei rifiuti, veramente ci siamo stancati in questo caso, come ai vecchi tempi una bella taglia su coloro che trasgrediscono le regole. Ecco che li metterò di tasca mia perché la burocrazia ovviamente è lunga, qui bisogna intervenire tempestivamente. Cittadini, segnalate l'invito del sindaco che, tolta la divisa da sceriffo, una volta pagata la taglia segnalerà chi abbandona rifiuti alle forze dell'ordine che procederanno di conseguenza. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, c'è un tipo di accoglienza che interessa chi ha edifici o appezzamenti sul Montello, è quella turistica che i comuni della zona puntano ad incentivare anche economicamente, pensando tutti insieme ad un unico piano d'area. Sentiamo. Qui non dobbiamo pensare di costruire nulla di nuovo, ma recuperare quello che abbiamo. E recuperarlo non solo per mantenere la bellezza del territorio, ma soprattutto per sviluppare turismo, nuovo orizzonte economico per tutta l'area del Montello. Ne è convinto il sindaco di Volpago, che ha coinvolto tutti gli altri primi cittadini montelliani per concordare un unico piano di interventi d'area che significa soprattutto sostegno a chi, invece di demolire, si impegna a ristrutturare case e fienili, trasformandoli in strutture per l'accoglienza turistica. Abbiamo moltissimi fabbricati che sono stati nel tempo abbandonati o lasciati a se stessi, per i quali contiamo di muoverci, proponendo, stimolando i privati proprio a interventi di recupero, proprio anche per ricavare degli spazi ricettivi che sono fondamentali per questo territorio, perché diciamo che questo è uno degli aspetti su cui siamo carenti, mentre nell'enogastronomia primeggiamo, l'aspetto ricettivo è un lato nel quale dobbiamo lavorare. In questo piano d'area condiviso con Giavera, Crocetta, Montebelluna e Nervesa non ci sarebbero solo agevolazioni burocratiche a chi si impegna per il recupero e la trasformazione degli edifici in mini alberghi o bed and breakfast, ma anche veri e propri incentivi economici per le ristrutturazioni. Insomma, una sorta di Grand Hotel Montello per l'accoglienza turistica diffusa. La logica potrebbe essere proprio questa, avere un cosiddetto albergo diffuso, ossia creare sugli fabbricati già esistenti quelle poche unità ricettive che però messe assieme creerebbero centinaia di posti letto e quindi in termini di ricettività una risposta molto importante. Bene, siamo arrivati quasi al termine e vi ricordo fra pochi minuti la nostra trasmissione ore 13 con CGIL Risponde, poi invece questa sera la nostra trasmissione di cronaca e di attualità 20 e 10, in studio Angela Colmeller, deputata della Lega, e Sara Moretto, deputata del PD. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Cede l'anticiclone Apollo con l'arrivo di qualche fenomeno sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 26 aprile. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale estensione anche alle medio-alte pianure. Fenomeni anche di moderata intensità. Asciutto altrove anche con ampi spazi soleggiati. Clima caldo con temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime stazionarie tra 19 e 25 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia.
Peggiora il tempo a partire dalle aree alpine dove sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco in estensione col passare delle ore anche al resto della regione. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti tra 21 e 25 gradi circa. Tempo instabile anche sul Trentino Alto Adige, molte nubi con piogge e temporali diffusi nella prima parte della giornata. Migliorerà col passare delle ore, salvo per qualche residuo piovasco, specie sui settori meridionali della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, valori massimi oscillanti tra 22 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.